E questa è la tecnica che ci serve. Guarda che io Gattuso, guarda. Ragazzi, siamo qui su Calcio Espresso in questo primo tentativo di live reaction, nel frattempo che cerchiamo di capire se riusciamo ad essere in sincro per guardare la partita. C'è Italia-Irlanda del Nord, ragazzi, stanno entrando i giocatori in campo, partita decisiva. Andrea, che cosa ti aspetti? Ma lo dicevo nel video di oggi, secondo me Vincenzo dobbiamo dominarla sta partita, perché se non domini queste partite qua è meglio che ai mondiali non ci vai neanche, perché se lo fai solo figure di merda. Cazzo, è morto Beppe Savoldi! Non lo sapevi? No! Sì, è morto Beppe Savoldi. Cazzarola! Momento della verità, momento della verità, nel senso che partirà della verità. Fai una figura e me stasera. Speriamo che no, sta Gattuso sta esaurito, guarda là. Oh, ma Gattuso secondo me lo stress l'ha fatto mangiare. Noi siamo superiori, ha detto Adam. E fu così che... E siamo in sincro, ragazzi. Ma ci sta strunzato, No. la prima strunzato io. Che ne pensi di questo centrocampo a 5? Ma io non giocherei mai a 3. Partiamo da questo presupposto, mai a 3 in difesa. Matte. Il fatto di andare in campo europeo in generale, giocare a 3, allora segnatelo, questo è il gol dell'Irlanda del Nord. Minuto 3, fallo in attacco. Ma che gesti fa questo? E Meloniano anche lui. Ed eccoci qua. Ma lo vedi un po' in sovrappeso, le teghi? Appena me lo inquadrano te lo dico. Ah, boh, questo è in Arabia, ormai. Comunque Reteghi, aspetta. Ma è la capa al limone proprio, che è? Tonale. Cioè comunque Reteghi fa il campionato arabo, cioè tendenzialmente comunque non è allenante come il campionato europeo. Posso dirti che oggi io vicino a Ken per lo stato di forma avrei messo Piero Esposito. Però non ha tantissima esperienza in campo internazionale, ha fatto sicuramente la Champions League. Ma sono partite in cui se uno ha la stoffa, sti cazzi l'esperienza. Andrea, questo è chiaro, il discorso è che però quello che il discorso ha fatto Gattuso è che lui comunque ha messo gli uomini in campo che gli hanno permesso di arrivare comunque a questa partita, anche se cioè comunque Reteghi l'ha fatta i gol fino in nazionale, non può dire mai niente. Cioè in realtà quello meno prolifico era il Ken, se ci pensi, con la nazionale. In realtà anche come stagione in corso, Sì, ma il Ken io comunque farei proprio una rivoluzione completa della nazionale. Ha dei nomi che non chiamerei proprio più, però uno di quelli è Mancini. Ora. Intanto ha pure segnato spesso. Barella. Ma manca noi come siamo arrivati là a pigliare che la sorte palo, però va bene. Ma infatti io non sapevo che dire, perché a certo punto il pallone dove sta? Non si è capito niente. È Di Marco che ha, diciamo, volendo crossare, ha sbagliato praticamente e stava segnando. Vai Tonali, vai. Vai col sinistro. Oh, Eccolo! Vai di una palla in... Ho detto siamo partiti forte. Sono partiti con la testa giusta. No, siamo partiti bene. Madonna, sta inquadratura stretta, allargato successo telecamere, mamma mia, cominciamo. Quelli sono scarsi, ragazzi, vinceremo per manifesta inferiorità. Eccolo, vai con la tua panza, vai. È dormuto, frate, come in Napoli, stai zano pallone, ma te, cazzo. Non riesci a mettere un assist alto, non ce la fa, né cosa so io. Ma perché? Non lo so. Ma questa mo' l'hai fatta scrivere. Andrea, questo è che dobbiamo regalare Isoro per 18 anni. Ma va ancora. A parte al di là di quel discarto, questa partita di vincere punto, cioè perché veramente su quello, dando per scontato quello, capito? Cioè veramente la più ricca. Prendiamo contropiedi stupidi. Questi solo così ti possono uccidere, solo nel contropiede. Sì, mamma mia. E mi un frate. Il problema è che non c'è nessuno che salta l'uomo. Nella formazione non c'è nessuno che salta l'uomo.
a parte questi giocatori non li abbiamo, quelli che abbiamo sono pochissimi. Uno sta rotto, che è Zaccagni. Orsolini non è molto in forma. Chiesa non ho capito l'ha passato purissimo, ma vabbè, ma pure Chiesa per me no, ma a parte, ma per me non era neanche giusto convocare Chiesa. No, ma al di là, c'è capito, tu l'hai convocato, va bene, ma il discorso noi ci siamo fatti, la gente si è fatto un sacco di segmentali su Chiesa, ma l'hai rifiutato. Che bello questo. Ha rifiutato la nazionale, ma come si fa, come non si fa. Voglio, ma Chiesa non gioca titolare da 2 anni, cioè Chiesa gioca pochissimo da 2 anni a questa parte, cioè non è che abbiamo perso un giocatore da 30 con la stagione, per carità è forte, è bravo, però cioè, non è che cioè, capito? Non so se mi spiego. No, sono d'accordissimo, cioè, anche perché non sai cosa ti avrebbe dato non giocando. Da quando è che non gioca Chiesa? Ma sta giocando a sprazzi di Liverpool comunque, non gioca sempre. Barella. Non sbarellare. Barella. Ma sì, buttiamo la palla avanti prima che succede. Calafiori, chi è? No, è Locatelli. Ha fatto un chiudi di là. Meno male che sono scemo. Meno male che sono scemo. Vabbè, sblocca sta partita perché sennò poi viene in ansia questi qua, secondo me. Serve Højlund. Allora, sembra una partitella di quella che giocavamo noi ai campetti. Al momento. La palla per Zaccana. Mamma mia, bello. Porca trota. 22 minuti di nulla. Hanno capito che ci giochiamo un mondiale? Sì. Cioè sono partiti forti, ma hanno visto non riescono a sbloccare la partita. Ma non è una cosa di cui passaggi elementari sbagliati. Tagliela subito di prima. Diciamo una volta. Farò Napoli. Gira. Circunnavi. Adesso che abbiamo in panchina? Ci penso te. Ma noi dobbiamo ringraziare che questi sono scarsi. Allarga subito. Mamma mia. Dai, ma ste palle, dai. Cioè, ma pare veramente che non ci sono idee se si comincia a lanciare così. Io comunque non trovo più telefono. Ora ripeto, squillo il telefono. Che mi sono perso? Cazzo? Assolutamente. Perfetto. C'è questa spaccatura là in mezzo, guarda, non c'è nessuno. No, facevo tanti passaggini orizzontali, però nessuno ma perché vedi, in mezzo qua non c'è nessuno che viene a prendere palla, guarda, è normale che senza palla. Cioè, ma devi andare per forza in orizzontale, cioè è in orizzontale, non puoi andare in verticale. Vai. Vabbè, perché tu c'hai praticamente Roberto Carlos. tu c'hai due punte centrali, che sono proprio 2 punte centrali pure, e c'hai i centrocampisti che sono 2 mezze ali, proprio mezze ali, e il regista che è Locatelli. Quindi non c'è nessuno in mezzo là che va tra le linee. Là ti servirebbe un centrocampista alla Pellegrini che ti fa da raccordo, per intendere. Cioè, vedi queste palle buttate così a de cazzo, poi teniamo il culo, vai il sinistro magico, vai Di Marco, fai capire. Allora, sono d'accordo comunque, avevi ragione, sono le partite che facevamo noi. Sai quello fatto è che almeno poi noi finivamo e ci mangiavamo i crocche panzarotti. Loro manca che lo fanno. Vedi, c'è anche la campagna per il diabete, quindi proprio come se fosse proprio male del cuore. O diabete ci fanno il loro diabete. La nazione del cuore. Sì, ma aspetta di 14-15 minuti un fu passaggio. Va. Ok. Vabbè, però è rimbalzata nella loro area, punto. Siamo al 31esimo e... Andrea, per un attimo ho visto Locatelli con i guanti. Per un attimo ho detto, ma che è Locatelli ci dà porta?
Forse potrebbe. Ma peccato che abbiamo Gigi Donnarumma che non avevo più forte. È nostro. Oh, la Barella che si esaurito. Barella che sbarella. Non sbarellare. Barella. Non stai nel campionato di Serie A, non sbarellare. Oddio, però c'ha provato a buttare la palla in faccia. Voleva prendere la palla, dai. Ma che solo a questi quando fa possono solo innervosire, perché sennò qualitativamente il mio capo in mezzo campo. No, Lele, non lo vediamo perché le inquadrature fanno l'inquadratura a cagare. Cioè 35 minuti di nulla cosmico, nulla. Donnarumma! Ma che bisogno c'è? Che anche tutto il tempo di stoppare. Attenzione. Ma l'ha presa con la mano. L'ha presa con la mano. Politano l'ha presa con la mano. Sì. Però era è sbattuta sulla mano, Andrea. Sì. No, è tutto ok. Anche perché il braccio era lì, c'era rosa da aspettate, è andata sul rimbalzo. Ha buttato la palla. Mamma mia. Stanno 5 difensori, non è che poi Politano mette in mezzo. Buona. Di Marco, vai con sinistro. Cioè Politano fuori salta da destro. Ma come funziona? E ne ha capito pure Barella, girata a qua, no? È un'agonia. È la Svezia dell'epoca, la Macedonia dell'epoca, questa qua voleva fare Balotelli della situazione. Qua ti manca una seconda punta alla Raspadori. No, te lo ripeto per l'ennesima volta, meglio Pio in questo momento al posto di Retegui. Che perché mitta pedagni. No? Pedagni. Già il fatto che tu vai in Arabia, vai già in un campionato che non è tanto allenante. Non dico che chi l'ha vista esordio. Però Berardi non è stato convocato, giusto, per esempio. Il problema è che c'è un motivo, al di là di quello che ha detto Gattuso, che ha convocato quelli di cui si fida, quelli che hanno dato tutto fino ad ora per la nazionale, bla bla bla. Il problema è anche il modulo, cioè, capito? Perché se tu vuoi giocare con questo modulo, certo. Cazzo, che lo convochi a fare Bernardeschi, Berardi? Non ti serve. Che all'Italia questo modulo qua non va bene, non va assolutamente bene. Ma lo stesso, capito? Cioè, lascia perdere che è infortunato, ma lo stesso Zaccagni, ma che lo convochi a fare? Dove gioca? Deve fare l'esterno. Deve fare l'esterno tutta fascia, ma non va bene. Ho capito, non è Politano. Avendo regista Locatelli, due incursori come Tonali e Barella, nessuno, perché hai davanti due prime punte che fanno punto a boa. Serve il raccordo. In 40 minuti abbiamo fatto un cazzo perché non c'è chi fa il rifinitore. Non c'è chi entra in mezzo al campo, vedi, mo sta entrando un po' Calafiori perché stanno cercando di trovare una soluzione, ma vedi, Lele Adani c'era detto anche lui. E mitta a Raspadori, mitta a Coccru, mitta a Petagna. Dato che stanno a fare più gol Petagna che non vorrei dire. Punto. È il nostro. Oddio, forse aveva ragione lui. Mamma mia, meno male che sono scarsi come la mano questi. Sì, Raspadori. E figlio di sta palla, Maronna santa. Mamma mia, un paravanna, uno all'ora, Figurati, gli olè dei tifosi dell'Irlanda. Ma ci stanno proprio perforando la grande. Gini, bastoni, poi quello ci vanno dei bastoni, ci vanno subito. Sì, fa birro. Ma quanti modi te ne aggiustare sto pallone per tirare a porta? Mamma mia. Tu devi ringraziare che quest'arbitro è un coglione. Devi ringraziare che ha visto il caso Schwarz. Buona questa.
Ok, appunto, infatti, il buono, solo con questa soluzione, perché solo questa situazioni solo così. Andiamo agli spogliatoi, dai. Andiamo negli spogliatoi. Dai, prendiamoci un caffè. Venite qui a Lembo, andiamoci a prendere un caffè. Commenti a caldo, commenti a freddo? Fa cagare. Cioè, fine primo tempo. Ma perché è iniziata la partita? Sì, diciamo, perché siamo partiti forti, abbiamo provato a sbloccare, però poi veramente c'è proprio a livello di gioco zero, solo lanci lunghi. Poi parlate o non parlate? Ancora 45 minuti di merda. Voi a non essere pessimisti. No, sono realista. Vabbè, però non essere realista. Qua un falletto forse c'era, Non te li fischiano questi qua, così. Solo in Italia possono fischiarti falli del genere. Il tappedani. Scorre semplicissimo. Che sta prendendo adesso posizione insieme con il fratello. C'è Mario Balotelli in tribuna. No, ci ho messo tipo ci ho messo tipo 30 secondi per realizzare. Infatti c'è anche Mario Balotelli. Ma perché è stato convocato? Ma io non me lo ricordo preconvocato. Ma non la fa rimbalzare sta palla, controlla la cazzarola. Madonna. Madonna. Ma questi ma in nazionale smettono di saper giocare a pallone, ma stiamo scherzando? Ma devi vedere, ma vedi qua se Barella non entra lì, se Barella non c'è, capito? C'è nessuno fa il movimento. Ci siamo fermati, vedi? Sai come la sblocchi? Con un episodio o con una palla sporca? Per il momento sì, perché non c'è nient'altro. Poi Bare, che cazzo c'è voluto? Metti sta palla a mezzo. Va bene, dai, rimessa laterale. Dai. Una pallecchia portiere, no? Ma vedere se andiamo a sperare da pallecchio portiere l'Irlanda del Nord, Andrea. A questo livello siamo, Buona anche questa. Intanto qualche svegliata giusta. Bella Politano, bravo Politano. Bravo Politano, questo è, devi fallo. Sì, fallo, ma voi invece di lamentarvi che fallo, no? Invece di lamentarvi, a da ringraziare sempre la Madonna che sono scarso, perché Pastoni ha il numero 21. Anche loro vanno al doppio rispetto a noi, anche loro. Cioè, più va avanti la situazione, più questi ci credono, capito? Certo, ma Andrea, ma è quello il discorso, loro la stanno portando, cioè la loro partita è questa, rimanere in partita e magari trovare l'episodio. Oh, ti vuoi muovere? Mamma mia. Guarda quello, vado o non vado, io non lo so. Mamma mia, ragazzi. Ma che cazzo fai? Mamma mia. Ma stava da solo davanti alla porta. Ma ha sbagliato lo stop più facile del mondo. Ma dai, come fai? C'è lo stop, come fai a sbagliare ad allungarti sta palla? Ma ti prego. Cioè, te l'hanno regalato. E in aria ce la siamo cavata, perché là un secondo di ritardo è rigore. Dai, mi tappedani. Vai, continua che è buona. Buona, dai. Va bene. Sei svegliato. Bravo. Buongiorno. Non lo sapevo. Fallo. Mi allocate, mamma mia. C'è scordinato pure senza saltare. Matteo punti. Vai! Però vedi, basta un minimo, appena attacchi, appena aumenti il ritmo. E spero che adesso si sbloccano anche mentalmente. Mo sei in vantaggio, dai. Cioè, mo devi avere credibilità, comunque c'era 3-4 pallone che si cava, perché sennò veramente bravo, l'unico giocatore per quanto mi riguarda il più forte qualitativamente parlando. Grande gol, grande gol. Bel gol. Grande gol. Ma andatela a chiudere, però. Madonna mia. Mamma mia. Ma questo è giallo e te lo meriti. Te lo meriti il giallo.
Certo che è giallo. Eh sì, ma devi trovare spazio, guarda chi. Bravo Calafiori, bravo. Vai Matteo, puntalo Matteo. Bravo. Bravo. Io vi segnalo soltanto che Gattuso si è tolto la giacca e si è tirato sulle maniche della maglia. Allora va bene. Allora va bene. Allora siamo tutti più tranquilli adesso. Questo commento tecnico è importante, capito? Sì, c'è un commento da bordo campo spaventoso. Ma dico, ma non c'è bisogno di dire per forza sempre qualcosa. Che palle! Cioè, siamo arrivati Dico solo che Gattuso si è tolto la giacca e si è alzato le maniche della mano. Cazzo me ne fotta a me! Ragazzi, siete in 3 lì, ragazzi, 4, hanno fatto Gatti, ragazzi, gatti. Mamma mia, ce ne abbiamo gatti nazionali. Solo per questo non meritiamo di andare ai mondiali, gatti. Abbiamo gatti in nazionale, porca troia. Ma ad oggi con Pio Esposito che comunque è in hype, ma fai giocare Pio Esposito. Mi tappedai. Ecco, dobbiamo aspettare le qualificazioni per i mondiali per vederci gatti in campo. Ma Buongiorno è in panchina? Sì. Sì. Preferiamo gatti a Buongiorno. A quanto pare. Bella questa. Vedi Esposito che palla che c'era? Maroni. Esposito ha dato una gran palla, Però almeno il secondo gol lo vorrei far fare perché vincere 1-0 contro almeno c'è per sta guida pure. Vai, ora devi andare in transizione. Ce l'hai a Politano, gliel'ha data una merda. Ma comunque Barella. Ragazzi, Barella è proprio sta coppa a Barella. Barella al momento è cotto, è proprio cotto. Mamma mia. Anzi, Donnarumma con i piedi, le cose, c'è sto pinno. Senti, ma abbiamo fatto buono che i 3 minuti quando abbiamo segnato, poi... Buona, gioca. Buona! Sulla linea, cazzo, sulla linea. Boscio. Vabbè, però c'era Calafiori là, Comunque il problema è quello là che dicevamo prima, continuiamo a non avere un rifinitore. Cioè, non avere? Sì, andiamo a un rifinitore, qualcuno che lega il gioco. Allora, centrocampo e attacco sono comunque un po' spaccati. Capito? Butti la palla, arrivi sulla seconda palla perché loro sono scarsi, ma come costruzione non è che fai sai che... Vabbè, qua... Bello, bella coordinazione. È un bellissimo gol, ma cagata colossale del difensore, perché quella palla non si butta in mezzo. Quella palla, cioè se sei un difensore serio, quella palla la prolunghi indietro. Cioè, sì. Non si butta in mezzo. No, ma mai dentro. Sempre defilato. Quindi in realtà, per dire, è il gol, ma comunque l'abbiamo ottenuto su un errore loro. Buona, bravo. Che cosa stavo facendo? Ma come l'ha tirato? Ma che rovesciati, l'ho provato a pigliare. Politano ha fatto una gran cosa, Tappetagna. No, Pio, no. Buona questa. Bravo. Ti. Questo è un gran gol. Grande giocata di Tonali, Bravo Tonali. Grande giocata di Tonali. E questa è la tecnica che ci serve. Guardate che ho Gattuso, guarda. E visto che tra su due pedagni. Che è successo? Bello gol, questo è un gol da grande attaccante, per esempio. Bravo. Stop perfetto, stoppato una palla difficile, vedi qua? Una palla difficilissima. Bello stop. Sterzata subito, 3 tocchi. Cioè così segni, vedi, 3 tocchi, gol. Questa sì, la prossima no. Per questa la portiamo a casa. Cazzo, ragazzi. Diciamo che così vediamo come continua. Bravo Matteo. Vai in contropiede, vai in contropiede che stai, mamma mia. Buona. Hai Zagà,
Grande Barellone. Allora, ha fatto quella cosa buona con quel dribbling. Alza la testa e lancia. Non l'ha fatta. Per esempio, se Galles e Bosnia andassero ai supplementari, un po' di fatica in più. Pure quella sarebbe una grande cosa. Palestra? Azzo. Ci sta. Pisilli e palestra. E tu hai, per esempio, hai Pisilli, mettilo al posto di sto cazzo di Locatelli. Vabbè dai, ha fatto una buona partita Locatelli. Ah? Ha fatto una discreta partita Locatelli. Sì. Dai, l'ha fatta la partita, dai. Vai palestra. Io lo porto a San Nauro palestra. Wow, io domani mattina. Cioè. Metterei la firma. Abbiamo tanti giocatori su cui poter puntare sull'Under 21. E intanto, un po' a sorpresa, segna la Bosnia. Eccolo, gol della Bosnia. Allora, Dzeko segna sempre, incredibile. Questo è 3-0. Buona, era interessante sta palla. Bravo. Bravi, metti dentro. Bello. Bravo Palestra, mamma mia. Ma che cazzo di tirata ha fatto Palestra? Giacomi, tutti sti peccati, Vuoi fare la giusta a Spagna. Bergamo è convenuto. Ci ha salvato Mancini. Sarebbero stati 3 minuti infernali, Sì, perché attaccavano come... Pressate, non le aspettate. Pressate. Sì, ma troppa sofferenza però nel finale, troppa sofferenza inutile. Dai, sì, 2-0 è finito. 40 secondi, ma che ce ne fotte per gol? Lui è largo, ma poi non c'è niente da discutere, capito? Che cazzo di intervento fa lui solo perché lo pagate? Poi dice ogni tempo. Guardate, abbiamo un po' di azioni di Raspadori che sta andando là sulla fascia. Che è stato? Ma che, mano? Dove è finito? Dai, meno 10. Fischiare 0 Fernuti. Fischial. E la prima è andata. Bene così. Quindi ragazzi, martedì si andrà a giocare contro una tra Galles e Bosnia, a quanto pare, Andrea, anche se dobbiamo scoprire quale. La Bosnia che stanno ancora 1-1, 5 minuti di recupero, stanno finendo adesso. Mo sto vedendo, stanno a 3 minuti e 30 sui 5 di recupero. Vabbè, ma secondo me alla fine ci arriva il Galles in finale. Comunque dai, secondo tempo un po' più di livello. Possiamo dire un secondo tempo un po' più di livello. Sì, però io spero che si siano sbloccati mentalmente, perché quello ha fatto tanto. La speranza è quella, certamente martedì, poi magari ne parleremo lunedì nella puntata in live. Certamente martedì giocando fuori casa sarà comunque diverso, sarà diverso rispetto a stasera, però teniamoci questa vittoria che non era comunque scontata, considerando che l'Italia non va ai mondiali da 2 edizioni, diciamo, a questa parte. Esattamente, quindi io ce lo dico, teniamoci questa vittoria che arriva con un gran gol di Tonali su un errore loro e un gran gol su una grande giocata, l'unica della partita di Tonali, cioè l'unica della partita che ha messo in porto un attaccante, insomma, in maniera seria. E niente, vabbè. Ragazzi, è martedì. A martedì, esattamente, a martedì e a lunedì in live con il caffè del lunedì. Speriamo bene. In cui parleremo di questa partita e magari proveremo a capire cosa potrebbe succedere martedì. Contro chi? Lo scopriremo.